una domenica bellissima. Ieri il Cagliari ha vinto. Mi sono messo a letto così, non c'è acqua bosa, devo starmene così. Non posso lavarmi la faccia né i denti. Chi non mi conosce, sono Tore Bob e ho deciso di fare un video dedicato ogni volta che finisce la partita del Cagliari per parlare un po' del Cagliari. Com'è andata la partita? Sinceramente scarsetti. Seconda punta Viola in questo tipo di modulo non l'ho visto. No, conclude a rete, ogni volta che va a concludere, cioè conclude a rete è male. Oppure ha troppa fretta, invece che tirare di prima, potresti stoppare certi momenti e tirare, perché ne ha avuto le occasioni di trovarsi libero. E una volta andata a conclusione il primo tempo è stata stoppata la palla, ma molto prevedibile il tiro. Quindi secondo me, primo tempo, complimenti, il Parma ha giocato molto meglio, siamo stati molto fortunati noi. Invece il secondo tempo già un po' più di reazione c'è stata da parte del Cagliari, però sempre ancora problemi a centrocampo. Vedo che le trame dei passaggi non riescono bene perché sono troppo distanti, quindi c'è qualche problema a centrocampo. Arriva il primo gol del Cagliari, traversone da parte di Augello, la prende a dopo con la testa, la butta in mezzo all'area di rigore. Un difensore del Parma la prende con la schiena e finisce in rete, quindi un po' casuale, però c'è stata questa pressione del Cagliari tutti a cercare il gol e questo mi è piaciuto, sì. Sorpresa, Coman, avete visto Coman subito 3 minuti dopo che è entrato ha fatto gol. E che gol, un bel gol, c'ha un bel tiro ragazzi, bisogna ammetterlo, è un fenomeno. Dopodiché abbiamo subito un gol di testa che si poteva evitare benissimo. Mina lì ha fatto anche una piccola papera perché non so come ha fatto a non anticipare con la sua presenza l'attaccante del Parma, quindi complimenti al Parma, ha fatto anche un bel gol all'angolino di testa. Ragazzi, io spero che vi salviate perché ve lo meritate, però secondo me il Parma doveva puntare un po' più su altri giocatori con gli acquisti invernali. Puntare adesso che avete Djuric infortunato, molto probabilmente salterà anche qualche partita. Djuric è un giocatore mercenario che ha fatto un po' di giri quest'anno, come voi sapete, se avete seguito la Serie A di quest'anno, ha fatto un bel po' di giri, è passato dal Verona al Monza, dal Monza adesso è andato al Parma e adesso è infortunato. E sono sempre quei soliti acquisti di rimedio dell'ultimo momento che non funzionano, quindi voi del Parma dovreste avere più soluzioni, o provare sui giovani. Florian Coman. Allora ragazzi, io ho capito che voi fate il video per attirare gli iscritti al vostro canale che è dedicato solo al calcio e soprattutto al Cagliari, voi che fate questi video per il Cagliari. Ricordiamoci, maglietta, stemma del Cagliari se parliamo della squadra del cuore. Poi va bene criticare gli acquisti, criticare quello, criticare l'altro, perché ovviamente dobbiamo dire qualcosa e fare il nostro video, giusto? Io dico la mia. Secondo me prima di parlare dobbiamo guardare i numeri, guardiamoci i video su YouTube, vediamo cosa ha fatto questo Coman prima di parlare. Io come l'ho visto, i gol, i numeri che fa Coman è un ragazzo di alta qualità di calcio. Il suo ruolo principale è fascia sinistra del campo, quindi una punta a sinistra come potrebbe essere Felici, come potrebbe essere Luvumbo. Quindi ha fatto benissimo Bonato a prenderlo. Altra cosa, noi stiamo giocando con giocatori che alla fine non sono nostri. Pensando al futuro, Piccoli, adesso non voglio andare a azzardare perché non so se c'è qualche riscatto su Piccoli, però Piccoli è dell'Atalanta. E questo Coman che è appena arrivato è soltanto un prestito secco, quindi ritornerà da dove è arrivato a fine anno. Quindi la società, come ha parlato Mario Bonato in conferenza stampa, sta puntando ad allevare i piccoli, quindi la primavera. E sono d'accordo. Alla fine c'è da provare questo Kingston Mutandua, che è forte, e poi ce ne sono altri due o tre forti in primavera, c'è Vinci Guerra, c'è Sulev, ci sono tanti giocatori che possiamo sfruttare. Quindi grazie a tutti per aver visto il video fino in fondo, ci vediamo nella prossima puntata.